Adesso la Scala dei Turchi, la famosa scogliera di Marna Bianca al picco sul mare di Realmonte, ha una nuova staccionata in legno che delimita l'area a maggior rischio crolli. Si procederà poi con la sistemazione delle boe in acqua e verrà infine sistemata una pedana in legno nella parte più scivolosa. Così verrà realizzato il nuovo percorso per raggiungere la scala. Si tratta di un tragitto lungo 7 metri e largo meno di 2 metri e posizionato sotto il pelo dell'acqua, quindi a impatto zero. Il progetto della precedente passerella non è andato a buon fine. Per questa pedana, invece, oggi dovrebbe arrivare l'ok dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali. Questo è l'inizio dei lavori che porteranno a rendere accessibile la scogliera, evitando di passare nella zona a maggior rischio crolli, ha spiegato il sindaco Lillo Zicari. La gente potrà andare a visitare la Scala dei Turchi passando dal mare dove l'acqua è bassa e arriva al massimo fino al ginocchio. Un nuovo passaggio ben delimitato che pensiamo possa garantire condizioni di sicurezza. Così, ha concluso Zicari, potremo garantire ai visitatori e turisti, almeno nel periodo estivo, la piena fruizione dei luoghi della Scala dei Turchi. La zona è interdetta alla fruizione dallo scorso dicembre. A proporre la soluzione risolutiva al problema del crollo era stata l'associazione Mare Amico, che si sta occupando della redazione del progetto di disgaggio. Fondamentale è in questo momento la sinergia che si sta creando tra gli imprenditori che sarebbero pronti a intervenire con soldi propri in favore del comune per ristabilire la piena fruizione dei luoghi.